Rieccoci ritornati al salotto di Pamela Estate in questa bellissima location. Continuiamo con le domande al nostro presidente Pierluigi Padovan. Allora, signor Pierluigi, innovazione, sostenibilità e sport fanno parte di questi eventi e sono oggi fondamentali per Venezia Spiagge, no? Quanto è importante continuare a investire nella qualità di questi servizi? No, è fondamentale perché la competizione poi con i nostri stabilimenti vicini sta crescendo. Venezia Spiaggia è stata un po' la prima a lanciare determinati servizi, ma adesso tutto il Lido si sta attrezzando, sta crescendo, i servizi stanno sempre aumentando. Appunto l'amministrazione comunale ci ha dato questo proprio scopo anche di spronare anche gli altri stabilimenti privati di aumentare i servizi, quindi per forza siamo costretti ogni anno a dare delle innovazioni. Innovazioni che sono, come si diceva prima, non solo sulla sostenibilità ambientale, ma anche proprio di ciò che il cliente apprezza magari più direttamente, e quindi abbiamo sempre più campi sportivi. Questa è una cosa che ci contraddistingue perché avendo tanto spazio riusciamo a gestire bene questa cosa. Facciamo tantissimi eventi legati al mondo dello sport. Sport, natura e mare vediamo che proprio c'è una voglia di stare proprio all'aperto, quindi chi in relax e chi invece in maniera sportiva. Questa è la cosa proprio che vediamo che ha una appeal anche sulla clientela molto elevato. E per quanto riguarda gli eventi, come funzionano? Ecco, gli eventi, abbiamo un calendario molto fitto di eventi, lo facciamo in collaborazione anche con altre organizzazioni del Lido, quindi la Proloco e il Consorzio Venezia al suo Lido, cioè siamo diventati un po' la base sulla quale chi vuole fare un evento può venire da noi, trova accoglienza, anche loro, e trova disponibilità. Abbiamo una squadra di persone che permette anche di dare una mano, di contribuire negli eventi, e quindi facciamo, non so, la Nuada Longa, che è un evento molto importante di nuoto libero in mare, è diventato uno dei 3 eventi di questo tipo, di questo genere in Italia con più partecipanti. Poi facciamo il Venice Lido Beach Trail, che è una competizione di corsa ma molto particolare perché si parte in sabbia, si va in pineta, poi si arriva fino alla laguna, poi si vede il mare perché si arriva al faro, si torna indietro. È veramente molto emozionante. Per chi l'ha fatta, lei l'ha già fatto? L'ho già fatta anch'io, sì. Tosta, La Nuada Longa mi manca, quindi nuotare in mare mi manca, ma correre l'ho fatto. E tante altre, insomma, iniziative che facciamo costantemente. Per esempio questo sabato abbiamo un'iniziativa con la scherma addirittura in spiaggia, quindi è una cosa molto particolare. E quindi vi aspettiamo, insomma. Ecco, e per fare invece l'iscrizione come funziona? Se tipo magari qualcuno, qualche ospite vorrebbe iscriversi? Allora, le iscrizioni ovviamente sono all'interno del sito della società che organizza, quindi per esempio la Venice Marathon organizza e quindi ci si può iscrivere lì per fare il trail. Facciamo un esempio. Ovviamente noi facciamo e diamo assistenza a chi vuole iscriversi, quindi possono chiamare anche in Venezia Spiaggia e noi gli diamo tutte le informazioni. Ok, voi avete anche i social, giusto? Noi abbiamo i social, i nostri, come Venezia Spiagge. Tra l'altro quest'anno stiamo crescendo molto anche lì. Bene, anche è lì importante perché per adesso dare un po' di social... visibilità, certo. E guardando invece al futuro, quale sogno vorrebbe ancora realizzare per Venezia Spiagge e per il Lido? Allora, ce ne sono tanti. Io penso che il sogno più grande sia quello del miglioramento continuo. Cioè non bisogna mai sentirsi arrivati o appagati, bisogna ogni anno dare qualcosa in più perché il cliente ovviamente vuole un rinnovamento e riuscire soprattutto ad avvicinarsi sempre di più a quelle che sono le esigenze del cliente. Le esigenze del cliente quali sono? Cambiano. Perché il cliente cambia e quindi noi dobbiamo essere così bravi da intercettarle e cambiare. Sicuramente su quello che stiamo cercando di lavorare è di un'unione sempre maggiore con la ristorazione, con gli shop che stiamo facendo all'interno, cioè il cliente deve passare una giornata a 360 gradi, quindi non lavorare spiaggia e ristorazione disuniti un pochino, ma se vogliamo crescere ancora come Beach Club, diventare veramente al top d'Italia, dobbiamo riuscire a dare un'esperienza completa a 360 gradi in questo. E la ristorazione come funziona? Noi abbiamo 11 punti di ristorazione che affidiamo a terzi, quindi non gestiamo direttamente, ma con i quali collaboriamo veramente in maniera molto stretta. Anche loro quando c'è un evento collaborano, cioè abbiamo creato una squadra anche con tutti i nostri partner e anche al Lido, insomma, per riuscire a dare al Lido una location veramente pronta per essere su tutti i fronti, insomma, in prima linea. E se dovesse descrivere in 3 parole il Blue Moon, quali sarebbero? È una bella domanda. Allora io direi relax, energia e inclusione, che è un'altra delle cose che non abbiamo forse parlato fino adesso,
ma sul quale ci teniamo molto. Abbiamo fatto tantissime iniziative inclusive, anche in questo mese accogliamo con un protocollo con l'ULSS dei dipendenti che hanno, diciamo, la necessità di essere integrati perché hanno magari delle disabilità. Abbiamo tutta l'attrezzatura possibile, addirittura abbiamo un handbike che è la prima in Italia, non ce l'ha nessuno, che permette anche alle persone disabili di andare in mare. È un pedalò che si usa praticamente con le braccia, è come, diciamo, come si fa in strada, però è una novità, l'abbiamo solo noi. Quindi ecco, l'inclusione è una cosa che veramente ci teniamo molto. Sì. E poi è relax, perché ovviamente si viene in spiaggia per relax, ma energia perché mi devo ricaricare. Quindi mi rilasso però per ricaricarmi. Quindi c'è chi si ricarica facendo sport o chi si ricarica leggendo un libro. Quindi cultura o sport, in ogni caso, quando torno a casa da Venezia Spiaggia devo essere rigenerato. Sì, e anche avere un bellissimo ricordo, no? Esatto. Che come è scritto, come anche hanno detto quasi tutti quanti, il Blue Moon è uno dei più belli beach club di tutta Italia. E quanto ne va orgoglioso? Molto, sì. Non è mio perché ovviamente è del Comune di Venezia, quindi dell'amministrazione comunale, quindi noi comunque ci rapportiamo sempre con loro, lo facciamo anche per i cittadini, cioè il fatto che il Blue Moon cresca vuol dire che il patrimonio dei cittadini di Venezia sta crescendo e quindi siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto, ma siamo orgogliosi anche perché stiamo dando qualcosa in più ai nostri cittadini. Siete stati molto molto bravi perché siete riusciti a mantenere soprattutto la tradizione di questo posto, dalle capanne a farlo trasformare sempre comunque in un servizio sempre moderno, perché come ha detto lei è quello che il turista, le famiglie, i residenti stanno cercando ora come ora, i servizi moderni. E quindi penso che la tradizione sia sempre fondamentale oggi come oggi, perché è sempre bello mantenere questa parte di qualche anno fa, no? Di anni fa soprattutto, anche perché le capanne anche hanno una storia, quindi parliamo del 1900... Anche 1800. 1800, ecco, c'ero quasi, ci ho provato. Ci sono veramente più di 150 anni che il Lido è una destinazione balneare e ha una storia veramente importante. La parola Lido è nata qui, poi in Italia è stata replicata, ma Lido sarebbe questo. E quindi dobbiamo mantenere la tradizione. Quindi noi abbiamo un po' due anime, abbiamo l'anima tradizionale che è quella delle capanne e l'anima un po' più moderna, un po' più che guarda un po' il futuro, che è quella realmente del Blue Moon. Bene, grazie mille signor Presidente per questa splendida intervista, mi è piaciuta veramente tantissimo, spero anche a voi che ci state guardando da casa. Noi ci vediamo ogni domenica su Televenezia alle ore 21, vi mando un grandissimo abbraccio e mi raccomando visitate Venezia Spiagge.